Vogliamo essere pagati, non pagare con la vita. Basta sfruttamento, basta silenzio. Sono solo alcuni dei cartelli apparsi durante il flash mob promosso da CGIL, CGIL Fly Veneto e Provinciale in piazza Risorgimento a Schiavon, il paese dove lavorava il 56enne indiano assunto senza regolare contratto da un'azienda agricola del posto. L'uomo era caduto da 5 metri d'altezza riportando gravi ferite. I titolari dell'impresa, poi scoperti e denunciati, lo caricarono in macchina e lo abbandonarono sanguinante in via Cadolfina a Bassano. L'uomo, sottoposto a intervento chirurgico, è sopravvissuto e la vicenda ha sconvolto l'opinione pubblica per la crudeltà e la disumanità. È proprio contro la disumanizzazione del lavoro che si è concentrata la protesta partecipata, nonostante la pioggia battente. Sempre di più c'è un'alienazione da parte di tutti verso la dignità del lavoro e dei lavoratori stessi, e quindi noi siamo qui oggi per dire che prima vengono le dignità dei lavoratori che sono poveri pur lavorando e poi viene il profitto, come dice la nostra Costituzione. Noi stimiamo con una stima molto prudenziale che in Veneto ci sono presenti sul territorio più di 6.000 lavoratori in forte vulnerabilità e in riduzione di schiavitù. I dati ci dicono che ad aprile-maggio solo nel Vicentino siamo a oltre 13.000 denunce di infortunio sul lavoro, abbiamo già avuto 3 morti sul lavoro. Insomma, c'è un fenomeno che va aggredito e per aggredirlo servono i controlli, ma serve anche maggiore serietà da parte delle imprese che non possono pensare di continuare a fare profitti sfruttando a tal punto i lavoratori che rischiano anche la vita in molte situazioni. Tra l'altro anche CGIL e CGIL Fly Veneto parteciperanno al corteo di sabato da Mendolara in Calabria dopo la strage dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan.